Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il pre-partita di Roma-Napoli. La partita si giocherà a Roma, come vi ho detto io. Si giocherà allo Stadio Olimpico alle 20:45, quindi stasera alle 9:15, mentre uno mangia magari si inizia a vedere la partita. Allora, il Napoli, ora vi parlo delle formazioni e poi diciamo vi descrivo un po' la partita. Allora, se partiamo dalla squadra in trasferta, il Napoli. Allora, Napoli che scende in campo con un 3, 4, 3. Allora, il Napoli gioca con Beukema, al centro della difesa ci sarà Rachmani e come braccetto di destra giocherà Buongiorno. Poi i quattro centrocampisti sono come due esterni di centrocampo di Lorenzo. Poi dovrebbe giocare come due centrocampisti Lobotka. E poi dovrebbe giocare McTominay. Poi come esterno di destra dovrebbe giocare Spinazzola, perché però è in ballottaggio con Oliveira. Non so ancora, sì. Poi in attacco dovrebbe giocare Holund, secondo me giocherà Holund. Poi come ala sinistra dovrebbe giocare Neres e Politano sulla destra, che risulta diciamo in ballottaggio con Noalanga. Se gioca Noalanga, gioca Neres a destra e per Langa a sinistra. Se invece gioca Politano, Politano gioca a destra e Neres a sinistra. Allora, secondo me sarà una partita molto, ma molto dura tra le due squadre perché parliamo di una Roma ehm, che è difficile da affrontare. Sta giocando un bel calcio, un Gasperini e roba varia. Ora andremo a parlare della formazione della Roma e poi finirò di dire la mia sulla partita. Allora, la Roma dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1. Porta titolare, difesa Mancini, Hermoso, Ndicà. Poi Serni di centrocampo, Selic e Wesley e i due centrocampisti centrali Koné e Cristante. Poi per Allegrini Dybala come due centrocampisti offensivi e la prima punta secondo me sarà Suli. Che poi secondo me si trasformerà anche questo in un 3-4-3, secondo me, che Dybala si inverte con Sole a sinistra e Sole a destra. Vabbè, poi come stavo dicendo, la partita sarà molto tosta, sarà molto competitiva. Perché? Perché il Napoli viene da due vittorie, una 3-1 contro l'Atalanta e una 2-0 contro il Karabakh Champions. E, che il Napoli dopo questa sosta nazionale durata tanto, 2 settimane, 15 giorni, si è ripreso, Antonio Conte si è ripreso. Tra l'altro non capisco perché Antonio Conte non ha fatto la conferenza stampa, la faceva ieri, nel pomeriggio e faceva il 4, capì? Cioè stiamo bene perché poi sai alla vigilia di una partita importante, che fai? Non da presenta. Cioè, però questi sono altri discorsi. Secondo me però l'andrà a risolvere
McTominay, il Leonardo e Rasmus Højlund per il Napoli, quindi 2 gol per il Napoli e poi Koné andrà a fare il gol per il 2-1, secondo me. Poi secondo me Koné segnerà allora per il Napoli segnerà McTominay al 10° minuto. Poi secondo me se Højlund segnerà al 45esimo e 1 minuto di recupero. Poi secondo me per la Roma segnerà al 70esimo con appunto. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!